Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Nella puntata di oggi vi presentiamo la nuova laurea magistrale in psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali e lo facciamo con la preside della professoressa Eugenia Scabini e con Ettore, un tutor di facoltà. Ascoltiamola insieme. La professoressa Scabini è preside di facoltà per la facoltà di psicologia e quest'anno c'è una novità alla facoltà di psicologia, una laurea magistrale. Ce la illustrerà ora la professoressa. La laurea magistrale ideata e pensata per Brescia si chiama, ha come nome, Interventi clinici nei contesti sociali. È una laurea magistrale che non è nata a tavolino come spesso si fa, ma è nata da una precedente inchiesta condotta dai docenti proprio sul territorio bresciano per vedere le esigenze specifiche di questo grande territorio e importante territorio in modo che la laurea specialistica risponda a dei bisogni specifici. Qual è il focus? Come vedete dal titolo è interventi clinici nei contesti sociali. Allora, la centratura è sull'intervento, quindi è una laurea che ha come focus soprattutto la futura professione, una laurea professionalizzante, questo è il primo aspetto che compare pure nel titolo. Clinici nei contesti sociali vuol dire che lo sguardo, l'attenzione è clinica, nel senso che è rivolta a singola persona, singolo gruppo, singola organizzazione, quindi è specifica nei contesti sociali. Vuol dire che noi ci approcciamo e facciamo un intervento non sull'individuo, sulla persona isolata, non sul gruppo, la famiglia isolata, non sul disagio isolato, ma dentro la rete del contesto, perché il contesto come dire, qualifica la persona e rende l'intervento molto concreto. Quindi diciamo che è una laurea innovativa da questo punto di vista, perché mentre in genere le altre lauree specialistiche sono monosettoriali o sono rivolte a un certo tipo di pubblico, questa è trasversale. Il motivo anche di questa impostazione è che siamo in un momento particolare in cui il contesto muta velocissimamente ed è molto difficile fissare i bisogni sono mutevoli, allora abbiamo bisogno di persone che abbiano un forte radicamento in competenze, ma che queste competenze siano flessibili e capaci a adattarsi alle singole esigenze, alle singole situazioni, a un territorio multiculturale, al disagio come al benessere, allo sviluppo, alla prevenzione piuttosto che alla cura. Diciamo che stiamo già lavorando addirittura anche al tirocinio post lauream, proprio perché vogliamo creare attorno a questa laurea specialistica una rete di attori e di luoghi dove gli studenti potranno poi inserirsi nel tirocinio. Ettore, tu sei tutor di gruppo per la facoltà di psicologia, puoi raccontarci il tuo percorso di studi? Sì, io ho iniziato a studiare psicologia nella triennale della Cattolica di Milano, poi ho continuato nel percorso di psicologia clinica, mi sono laureato nel 2008 e dopodiché ho iniziato un percorso di dottorato di ricerca sempre in Università Cattolica. Oltre a questo sono appunto tutor qui nella sede di Brescia e il mio percorso è stato molto importante soprattutto nella laurea magistrale che è stato un approfondimento degli studi fatti nella triennale, soprattutto grazie a alcuni laboratori, alcune attività pratiche che abbiamo fatto, oltre a alcune opportunità di specializzazione all'estero. Ad esempio io ho avuto l'opportunità di fare un percorso per un mese a Filadelfia in cui abbiamo seguito un corso sulle step families e quindi l'opportunità di vivere in un college e di conoscere anche un'altra realtà che è stata per me assolutamente un valore aggiunto, quindi una cosa importante per entrare in contatto con le realtà internazionali e conoscere meglio anche il mondo del lavoro. E ora vi proponiamo la testimonianza di Alessandro Caffi, uno studente della Facoltà di Scienze e Linguistiche che ha effettuato uno stage a Monaco presso la sede di Ubibanca.
Alessandro, tu sei uno studente al terzo anno di esperto linguistico d'impresa e a febbraio sei stato a Monaco per uno stage. Vuoi raccontarci della tua esperienza? Sì, l'occasione mi è stata fornita dall'Università Cattolica, che ogni anno dà la possibilità ad alcuni studenti, attraverso un bando, di recarsi a Monaco di Baviera per svolgere uno stage presso un'azienda. Nel mio caso specifico si trattava di UBI Bank International, che proprio nella città di Monaco di Baviera ha una sede. In questa sede sostanzialmente svolge un rapporto diretto solo ed esclusivamente con le aziende e pertanto il rapporto era sia di svolgimento dei pagamenti e tutto questo genere di operazione, ma anche e soprattutto dell'elargizione del credito alle aziende. Quello che secondo me è l'aspetto senz'altro più interessante di questo genere di esperienza appunto all'estero è la possibilità di coniugare sia degli aspetti linguistici, nello caso specifico del tedesco, con degli aspetti prettamente professionali e professionalizzanti, dunque senz'altro anche un'opportunità per il futuro dopo l'università. Dunque, qual era la tua giornata di lavoro tipo, insomma? Come si svolgeva la tua giornata? Allora, la giornata iniziava alle 7:30, facevo una bella colazione, giacca, cravatta tutti i giorni. All'inizio ero molto contento di poterlo fare, dopo un po' oggettivamente diventava un po' noioso, diciamo. Prendevo la metropolitana, andavo in centro, la zona veramente molto bella, quella del centro storico, e lì sostanzialmente lavoravo dalle 9 del mattino, 8:30 insomma, fino all'1, pausa pranzo di una mezz'oretta e poi fino alle 6, ecco, quindi senz'altro una bella giornata impegnativa, ecco. Al termine della tua giornata lavorativa, poi nel weekend, cosa hai potuto visitare a Monaco? Quali erano le tue attività? Beh, senz'altro Monaco è una grande città, quindi offre davvero tantissime opportunità, dalle serate in discoteca piuttosto che la pratica di qualche sport, ad esempio nell'Englischer Garten, che è un parco enorme dove si può fare davvero di tutto, dallo sci di fondo addirittura al surf, veramente di tutto. E poi senz'altro le gite fuori porta, quindi il castello a cui si è ispirato anche la Walt Disney, piuttosto che una gita in Austria o in altre città della Baviera, insomma davvero tante opportunità. Resta fermo e decidi di volare.